Ci accomodiamo, l'udienza è aperta. Grazie. Per quanto riguarda il programma di trattazione dei due processi, per i difensori che ieri pomeriggio erano assenti, devo comunicare che l'udienza di oggi, che era in calendario per oggi pomeriggio, per questo processo non si terrà, perché è insorta l'urgenza di atti istruttori nel processo, di attività probatoria nel processo per gli omicidi, che si dovrà tenere oggi pomeriggio. E quindi per Orsa Maggiore 1, cioè questo processo di oggi, il calendario viene così modificato: si fa l'udienza nelle ore antimeridiane, cioè questa che si apre in questo momento, e poi si va a domani mattina e per tutto il giorno di domani, proseguirà per tutto il giorno di domani. Dopodiché, non so, avremmo in calendario l'udienza del 27 dicembre per la prosecuzione, non so se la volete tenere oppure no, cioè se c'è una richiesta da parte di tutti. Presidente, io personalmente sono a Caltanissetta, processo. Dico, se c'è una richiesta da parte di tutti i difensori di non tenere quell'udienza, andiamo direttamente a giorno 3 gennaio. Va bene, Presidente. Ma questo comunque lo diremo domani sera. Per quanto riguarda Orsa Maggiore 3, cioè il processo per gli omicidi, il calendario è modificato nel senso che l'udienza c'è oggi pomeriggio per alcuni atti istruttori che riguardano l'omicidio di Leo, e prosegue poi la trattazione del processo giorno 22 pomeriggio, cioè venerdì prossimo pomeriggio, per alcuni atti istruttori che riguardano l'omicidio Fava. Va bene? Quindi se possiamo procedere a questo punto, vediamo chi sono i testi presenti. Al pubblico ministero, lo mettiamo a verbale intanto e poi vede al pubblico ministero, lo comunica al pubblico ministero. A verbale. Cioè, vediamo quelli che possiamo sentire stamattina e poi si slitta domani mattina e si va avanti per tutta la giornata. Sì. Pubblico ministero? Chi dobbiamo introdurre? No. Vorremmo sapere innanzitutto quali sono i testi presenti oggi, a parte quelli comunichi citati. Quella lista. Allora, i testi sono... Presidente, può avvicinare? Si volta là. Questo qua Filone che sta cercando, adesso dice che non c'è nulla. Venerdì 22 mi pare che è il pomeriggio, di mattina no, non c'è più, no, sì. Intanto mettiamo a verbale che sono presenti l'avvocatessa Danna, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Arcifa, l'avvocato Carmelo Calì, l'avvocato Marino, l'avvocato Gulisano, l'avvocato Cangemi, l'avvocato Libera, l'avvocato Romano,
Se ne salto qualcuno me lo fate osservare, per favore. E poi l'avvocatessa Viscuso, l'avvocato Sambataro. Dietro chi c'è? Dietro l'avvocatessa Viscuso c'è l'avvocato Reina e basta, mi pare. Le sostituzioni, per favore, vorrei sentire. Avvocato Danna in sostituzione dell'avvocato Angelo D'Amico e Guzzone per il signor Campanella, per il signor Maugeni in sostituzione dell'avvocato D'Amico e per i Boninelli in sostituzione dell'avvocato D'Amico e Sferrazzo. Grazie. Poi? Avvocato Currò in sostituzione di Colonna e Guarnera. Avvocato Calì in sostituzione dell'avvocato Spinella e Antoici per i loro assistiti. Sì. E l'avvocato Romano in sostituzione dell'avvocato Di Giorgio, Passanisi e Lisi. E l'avvocato Arcifa è in sostituzione dei difensori assenti e di ufficio per gli imputati che sono sforniti di difensori di fiducia. Che c'entra il maresciallo Filone? Il maresciallo Filone dei carabinieri, comunque. E che c'entra che l'ha portato Filone? Appunto. Vabbè. Ma possiamo procedere? Sì, Presidente, rispetto ai testi che sono presenti procederemo con l'ordine Maresciallo Candela, Maresciallo De Fazio, Carabiniere Del Rico, il numero 3, il Maresciallo Rizzo, il Maresciallo Filone, il signor Greco, la signora Minnisi Pierini e la signora Pepe Rosa, anzi la Pepe Rosa è prima. Comunque iniziamo col Maresciallo Candela. Candela ha fatto lo superiore. Capito? Si accomodi, maresciallo. Buongiorno. Per il verbale il suo nome, il cognome, il grado e l'ufficio di appartenenza, maresciallo. Candela Giovanni, maresciallo nei Carabinieri, in forza alla compagnia Carabinieri Gravina di Catania. La formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Dopodiché vorrei un po' di silenzio in aula. Candela, maresciallo CC. Pubblico ministero può procedere. Maresciallo dove presta servizio? Alla compagnia Carabinieri Gravina di Catania. In precedenza dove ha prestato servizio? La compagnia Carabinieri Acireale. In che periodo ad Acireale ha prestato servizio? Dall'87 al 93.
sempre alla compagnia o alla stazione di Acireale? Alla compagnia nucleo operativo. Maresciallo, lei si è occupato delle indagini relative alla Super S? Sì, ho partecipato. In particolare, sa ricostruire alla Corte, sulla base degli atti cui lei ha partecipato, le modalità attraverso le quali si è arrivati a localizzare il deposito di via Marchesana e comunque ciò che vi era all'interno anche del supermercato Super S? Sì, ricordo che all'epoca venne rinvenuto un autotreno rapinato in un capannone che poi venne stabilito appartenere al supermercato Super S. Come si giunse alla individuazione, al rinvenimento dell'auto rapinata? Del tir rapinato, sì. Per quanto riguarda il rinvenimento, fu personale della stazione Carabinieri, se non ero personale della stazione Carabinieri di Aci Sant'Antonio, che poi richiese l'ausilio del nucleo operativo di Acireale. Furono fatti dei servizi di appostamento all'interno del capannone e in una di quelle sere, adesso non ricordo se in un giorno successivo al rinvenimento, si presentò personale della Super S che avrebbe dovuto trasbordare il materiale presso la Super S. Io partecipai comunque alla fase, diciamo, quando già si intervenne all'interno della Super S stessa. Ecco, lei ha detto che in prima battuta intervennero i carabinieri di Aci Sant'Antonio. Se non ricordo male, sì. Ecco, ma il comandante della stazione di Aci Sant'Antonio? Brigadiere Castro. Ecco, ma lei ricorda come si giunse ad individuare il capannone? Quale fu l'input? Vi erano degli elementi per cui avete preso in considerazione la necessità possibilità che ci fosse? Adesso sinceramente non ricordo, comunque l'input era stato dato anche da una situazione precedente che potrei cennare, però non so se... erano stati tratti in arresto alcuni personaggi dell'Acese proprio in quella zona, in via Marchesana comunque, che avevano partecipato alla rapina a un tir. Tra questi ricordo un certo Panebianco, Antonino, e poi da lì si cominciò, ritengo, a tenere d'occhio la zona, perché appunto era probabile obiettivo o comunque zona che potesse dare accoglienza a mezzi pesanti. Tra questi il capannone annesso alla... Il Panebianco per quale rapina fu arrestato? Fu arrestato per una rapina a un tir, mi sembra. Fu arrestato in concorso con altri 2 o 3. Lei ricorda il Panebianco sulla base delle indagini che avete compiuto, in quale area malavitosa era inserito o comunque apparteneva? Ma il Panebianco, se non era Antonino, era inteso Cartabollata, ad Acireale, il soprannome. Era da noi conosciuto come un personaggio non dedito alla rapina ai tir, ma bensì alle estorsioni, era un telefonista. Ecco, io le ho chiesto in quale area malavitosa era inserito solitamente, la base delle vostre investigazioni. Solitamente questi personaggi, tra cui il Panebianco, che gravitano nella zona del Duomo di Acireale, vengono indicati come appartenenti al clan ercolano, Santa Paola. Quali sono, al momento in cui avete fatto l'accesso all'interno del capannone della Super S, che cosa avete rinvenuto? Nel capannone della Super S? Nel capannone,
deposito di via Marchesana. Le ripeto, io in quella fase non ho partecipato. Ecco, io non le sto chiedendo specificatamente, Però avete trovato merce di provenienza? Sì, era merce di provenienza della rapina a un tir. E sa dire alla Corte di quale rapina si trattava? È la rapina di un tir che veniva dal nord, adesso non ricordo bene. Comunque c'erano attrezzature oltre alla merce. C'era anche altri il camion, mezzi rapinati là dentro stesso. Anche il tir rapinato? Non ricordo, c'era un mezzo, adesso se era un tir o se era un furgone. Mezzo cosa intende? Un automezzo? Un automezzo, sì. Ricorda forse un furgone. Forse un furgone, un Ducato, un mezzo, comunque non una macchina, ecco. Ecco, ma che tipo di materiale vi era, lo ricordo? Merce alimentare più che altro. Salumi, formaggi. Ecco, ricorda se nel corso della perquisizione fu rinvenuta anche merce di altra provenienza delittuosa? Cioè provento di un altro furto, di un'altra rapina, questo le sto chiedendo. E forse quella là che accennavo prima, quella rapina precedente, direi un'eresia. Comunque mi pare che c'erano anche altre merce. E ricorda poi... Attraverso le etichette ricordo che saltò fuori che c'era qualche altro prodotto proveniente da merce trafugata. Ecco, che tipo di indagini successivamente avete svolto? Ma le ripeto, personalmente intervenni alla Super S, poi delle fasi successive alla Super S o prima della Super S non me ne occupai. Ecco, lei ha detto che siete intervenuti allorché personale della Super S ebbe ad fare ingresso nel capannone. Ricorda chi in particolare della Super S venne colto nel momento in cui appunto faceva ingresso nel capannone? Sì, c'era, il cognome adesso, c'era un pregiudicato catanese che forse aveva precedenti anche specifici, che era dipendente della Super S e un responsabile, diciamo, dei servizi interni alla Super S, che non era il titolare, però adesso non ricorderei il nome. Comunque di recente l'ho rincontrato perché gli ho notificato la sorveglianza speciale. E chi era questo qui? È di San Giovanni la Punta, se non erro. Adesso abita a San Giovanni la Punta. E non lo ricorda? No. Poi lei ha partecipato ad altra attività all'interno del deposito di Viale delle Olimpiadi? Cioè, Viale delle Olimpiadi qual è? Della Super S? Sì, quando si è fatta l'irruzione alla Super S per controllare sia la Super S che il deposito annesso alla Super S, che era poco distante. E dico, come avete fatto a trovare avete trovato documentazione da cui risultava che il deposito... Sì, c'erano delle bolle che ci facevano risalire alla Super S. Queste voci dietro le celle si possono fare acquietare? Alessandro, se ne vuole occupare, grazie. Può proseguire. Quindi stava dicendo avete trovato delle bolle? C'erano delle bolle che facevano risalire alla Super S, cioè merce che usciva dal capannone di via Marchesana e che doveva essere trasbordata alla Super S, forse anche per giustificare il transito di questa merce. E avete fatto degli appostamenti prima di intervenire?
Sì, i colleghi hanno fatto degli appostamenti per un bel po' di tempo, almeno mi ricordo io 3-4 notti sicure. Lei è al corrente sul fatto che erano giunte delle telefonate che davano delle indicazioni specifiche su questo deposito? No, personalmente no. Non ho altre domande, Presidente. Sono domande dei difensori? Avvocato libero. Maresciallo, lei ha detto che era il nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Acireale e adesso al nucleo operativo della compagnia di Gravina. Quindi quanti anni di nucleo operativo ha sulle spalle? Sommiamo 9 anni. Come? Sommiamo 9 anni di nucleo operativo più altri 4 o 5 di reparto operativo. Ha mai fatto indagini per riscontrare dichiarazioni di pentiti? No. Nessun'altra domanda, grazie. Ci sono altri interventi? Il pubblico ministero vuole completare? Non ha altre domande? Può andare? Grazie. Teste successivo? Il maresciallo De Fazio. Maresciallo, per il verbale il suo nome, cognome, grado e ufficio di appartenenza. De Fazio Rosario, maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso il nucleo operativo del Comando Provinciale Carabinieri Catania. Sì, la forma del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico ministero. Maresciallo, avete mai espletato attività investigative relativamente alla società Dica Publicitas? Direttamente no, ho effettuato una perquisizione insieme ad altri colleghi del nucleo. Ci può dire il perché si fece la perquisizione all'interno di quella società? Sì, ricordo che ero in ufficio e allora era il tenente Spirito, il comandante del nucleo, e radunò un po' di uomini perché era arrivata una telefonata dove si asseriva che c'era una riunione di personaggi mafiosi, tra cui anche il Benedetto Santa Paola. Quindi ci mettemmo in macchina e andammo in via D'Annunzio dove c'era la sede. In quanti eravate ad operare, maresciallo? Una decina. Una decina. Lei partecipò direttamente alla perquisizione? Sì, io entrai, cioè prima dopo, non è che ricordo chi entrò prima o dopo, e entrando io mi recai subito, cioè praticamente entrando dall'ingresso, gli uffici della Lica questo si è saputo dopo, erano sulla destra rispetto all'entrata, e io andai alla sinistra che poi dopo ecco, guardando le carte e roba varia, era di pertinenza di un'altra società, e non c'era nessuno in quegli uffici, porte aperte, ecco, libero accesso. E poi quando finimmo la perquisizione, il controllo per vedere se c'erano persone, rientrai in questo ingresso e c'erano Ercolano Aldo, l'avvocato Ricerdello e il Cali Basilio, che ricordi. E Cali Basilio. Al momento dell'ingresso, quindi mi sembra di capire che prima lei cercò di entrare, aveva scambiato la sede della società con quella esistente sulla sinistra. C'era la porta d'ingresso dell'appartamento, quindi accedemmo tutti quanti all'appartamento e l'appartamento si divideva poi in due rami praticamente, sì. Cioè dei vani a destra e dei vani a sinistra, e io andai nei vani a destra, quindi porte aperte comunque. E tutti andaste a destra o soltanto lei? No, ci dividemmo, qualche colleghi a destra, quindi, io altri a sinistra. Torniamo un attimino al momento in cui invece fece accesso nella parte in cui si trovavano quelle persone. Lei cosa ha potuto constatare? Cosa stavano facendo le persone che si trovavano lì in quel momento, al momento del suo ingresso? No, io questo l'ho visto dopo che ho finito il controllo dell'altro, diciamo, locale. Quindi quando lei c'era il Colano Aldo seduto,
l'avvocato Ricciardello è venuto dopo e il Calì Basilio seduto, nell'ingresso, proprio vicino alla porta d'ingresso praticamente. Cioè l'avvocato Ricciardello sopraggiunse dopo rispetto... No, era negli uffici. Era negli uffici. Dopo. Al momento, successivamente, venne qualche altra persona all'interno lì della società? Sì, sopraggiunse Galea e Eugenio. Lei ha potuto notare le reazioni del Galea al momento dell'ingresso all'interno dell'appartamento? No. Opposizione alla domanda. Si accoglie l'opposizione. Come? Si accoglie l'opposizione per il modo come è formulata la domanda, ovviamente. Cosa fece il Galea al momento in cui entrò all'interno della società? Quando entrò il Galea io non l'ho visto quando è entrato, ricordo che commentando dopo con i colleghi che erano davanti all'ingresso della porta mi dissero che il Galea, vedendo il collega armato con la pistola alla cinta, gli aveva dato una pacca salutandolo. E il collega che era all'ingresso era in divisa? No, in borghese. All'interno... la pistola qui, e poi, sempre questo parlando dopo, al termine della perquisizione, rientrando in ufficio, ecco che prima l'aveva scambiato, diciamo, per uomo di squadra, poi come vide i militari all'interno, cambiò espressione. All'interno vi erano dei militari in uniforme? Non lo ricordo sinceramente. Però questo, ripeto, dopo, rientrando... Lei lo ha preso da chi, questo particolare? Dai colleghi, dal carabiniere che era davanti alla porta, il D'Arrigo, e altri colleghi, i colleghi che eravamo lì, si commentava proprio questo fatto. All'ingresso dell'appartamento vi erano militari in uniforme? All'ingresso, sto dicendo. Mi sembra di no, però non ricordo con sicurezza, dottore. Avete compiuto accertamenti o comunque sono a lei note circostanze emerse in tal senso sull'attività della società Liga Publicitas? No, a me no. Non mi occupavo direttamente io di quell'indagine. Non ha appreso successivamente da colleghi suoi dell'attività della società? No. Diceva poc'anzi che vi siete mossi e avete operato il controllo a seguito di una telefonata. La telefonata specificava esattamente il luogo dove si trovava la società o avete compiuto accertamenti al fine di individuare la sede della società? No, io ricordo che l'ufficiale disse che era arrivata questa telefonata in cui si parlava di questa riunione in via d'Annunzio, se non erro all'interno della Licas o di un ufficio, però direttamente non lo so, siamo partiti in tanti, non è che mi sono messo a chiedere dove. Sì. Presidente, per il momento ha finito il pubblico ministero. Sì. Maresciallo, da quanti anni è in servizio nell'Arma? 12. Da quanti anni è nel nucleo operativo? Nell'87. Ha mai fatto indagini per riscontrare dichiarazioni di pentiti? Sì. Le è mai capitato, svolgendo queste indagini, di accorgersi che le affermazioni dei pentiti non rispondevano al vero? E in base ai riscontri dice che vuole... La mia domanda è chiara. Il pubblico ministero si oppone alla domanda, la domanda deve essere specificata. La posso ripetere, mi pare chiaro. No, si accoglie l'opposizione, è troppo generica in questi termini, avvocato. È generica, sì, Presidente. Non ha senso. Ma perché non può? Come non ha senso, Presidente? Non ha senso, perché quale che sia la risposta che dà il test non apporta nessun materiale utile di valutazione. Presidente, non sono d'accordo. Ai fini della decisione. Presidente, io non sono d'accordo. Mi permetto di dire sommessamente con estrema umiltà che non sono d'accordo. Verbalizziamo il suo disaccordo, poi la domanda non viene ammessa. Allora, vedo un po' di modificare questa domanda. Maresciallo,
svolgendo indagini, ha svolto indagini in relazione a questo processo? Ossa Maggiore? Sì. No, o almeno qualcosina così come nucleo operativo. In relazione ad altri processi, no. ha svolto indagini riguardanti pentiti? Sì. Presidente, si oppone, ha detto la domanda stessa in relazione ad altri processi, siamo fuori dal processo, avvocato, quindi non credo che la domanda possa trovare accoglimento. Io vorrei capire le motivazioni di questa opposizione. Perché lei stesso ha fatto una domanda in relazione ad altri processi e quindi lei stesso per tabulas sta dicendo che siamo fuori dal processo. Perché sto cercando, vista la vostra opposizione, comunque di riformulare la domanda in altro modo che in questo momento non mi sovviene come poter la formularla. cerchi di formularla in modo più corretto e il pubblico ministero non si oppone. Mi fa riflettere 30 secondi, Presidente? Certo. Grazie. Chiedo scusa, quando è avvenuto la perquisizione presso i locali della ditta di cui ha parlato poc'anzi? In che epoca, si ricorda? No, le direi una sciocchezza. No, non lo ricordo. Ma su per giù non... Ricordo che faceva caldo, non eccessivamente freddo, quindi posso pensare primavera o inizio autunno. Ma di che anno? Non lo ricordo. Può consultare gli atti se... Sì, sono sottoscritti da me. Ha risposto. Ha gli atti a disposizione? No. Ha risposto alla domanda. Facciamo intervenire l'avvocato Calì o vuole proseguire, avvocato Calì? Maresciallo, sa di suoi colleghi che hanno svolto indagini in questo processo? Vabbè, gli ufficiali comandanti, il maresciallo Grasso e la squadra di Grasso, però... Hanno svolto indagini... Perfetto, abbia risposto. Hanno svolto indagini finalizzate per riscontrare le dichiarazioni dei pentiti? Non lo so, avvocato, noi abbiamo dei settori particolari. Non lo settori determinati. Se gli altri colleghi si occupano di un'indagine io non vado a vedere quello che fanno loro. No, ma infatti non voglio sapere se lei sa specificatamente che tipo di indagine ha fatto. Se a non so se per l'Ossa Maggiore si sono avvalsi di collaboratori o hanno riscontrato dichiarazioni di collaboratori. Lo sa quindi, le risulta? No, non lo so questo. Ah, non lo sa? No. Allora, basta. Presidente, per la domanda che era stata fatta sull'orario. Lo rifarà il pubblico ministero quando finirà l'esame. Quindi, intanto gli altri glieli può dare al... Presidente, se si tratta. Avvocato Calì, sì, Avvocato Calì, io desidero che il test prenda visione degli atti dopo il mio controesame o comunque se durante il controesame ha dei vuoti di memoria. Maresciallo Di Fazio, quando voi avete eseguito la perquisizione locale di cui oggi ha riferito, ricorda se avete utilizzato delle autovetture con targhe di copertura cosiddette civetta o no? Per quanto riguarda noi del nucleo operativo sicuramente, non ricordo se c'era altro personale in uniforme o meno, però ecco, a livello così di norma, diciamo, non ricordo nell'occasione, posso dire che di norma quando operiamo noi che operiamo in abiti simulati si richiede sempre l'appoggio di personale in uniforme, anche comunque per farci riconoscere, però non ricordo se nell'occasione. E il personale in uniforme ovviamente viaggia su autovetture militari, certo, con i colori d'istituto? Certo. Il personale in uniforme in quella fattispecie, se lei ricorda, era a stazionare a bordo delle autovetture militari o vi ha collaborato nello svolgimento della perquisizione? Allora, io ricordo che poi al termine della perquisizione sotto in via D'Annunzio c'erano delle macchine con i colori d'istituto, e sopra durante la perquisizione o comunque nell'appartamento che non ricordo se c'era personale in uniforme. Allora abbiamo un dato certo, grazie alla sua memoria, che vi erano degli militari che vestivano l'uniforme sotto in via D'Annunzio. Al termine della perquisizione, quando io sono sceso, che abbiamo terminato, c'era... Sì, posso dirlo con sicurezza che c'era un'autoradio nostra. Pertanto tutti coloro che entravano nell'edificio avevano modo di vedere che vi erano delle autovetture militari? Dipende da quando è arrivata l'autoradio, avvocato. No,
Cioè io non so quando... No, scusi Maresciallo, non sono stato chiaro nella domanda, la formulo in termini più precisi. Al momento in cui è avvenuta la perquisizione locale e quindi voi avete ricevuto l'ordine di recarvi in questo sito, unitamente a voi vi erano anche delle autovetture militari in appoggio? Ripeto, al momento della partenza non ricordo, perché io sono salito... Al momento in cui siete arrivati in via D'Annunzio? Non lo ricordo questo, io ricordo solo che scendendo al termine, non ricordo quanto tempo siamo stati su, scendendo c'erano delle autoradio. Però ecco, nel momento in cui siamo partiti da Piazza Verga, siamo arrivati in via D'Annunzio, siamo saliti, non ricordo se c'era personale in uniforme. Però secondo le regole di esperienza e gli ordini di servizio, lei mi conferma che nel momento in cui eseguite delle perquisizioni, voi del nucleo operativo, vestendo abiti civili, avete anche dei vostri colleghi che vestono l'uniforme? Sì, quando sono operazioni preordinate o comunque programmate o comunque quando c'è il tempo di avvisare le autoradio, sì. Quando c'è qualcosa di urgente e si parte, si richiede poi l'appoggio dell'autoradio, cioè nel momento si arriva, si parte, praticamente si chiama l'autoradio, però noi si parte comunque anche se non c'è l'autoradio disponibile. Lei a proposito... Poi quando si libera l'autoradio arriverà sul posto. Bene, allora in riferimento alla operazione di cui oggi stiamo parlando, sì. Lei la definisce con carattere di urgenza o con carattere programmato anche se... No, d'urgenza, perché proprio ricordo che ecco, ci fu tutto il personale che era disponibile, subito nelle macchine andiamo. Pertanto ricorda quando fu richiesto l'intervento delle autovetture militari? Non lo so perché non l'ho richiesto io, avvocato. Senta, lei ha riferito che nel momento in cui incominciò la perquisizione si recò a destra rispetto all'edificio principale, vero? Sì. E ha anche riferito di non aver visto sopraggiungere Galea Eugenio, conferma la circostanza? Nell'entrata no, poi quando sono uscito veramente non ricordo se l'ho visto, no, visto entrare dalla porta principale no, non l'ho visto. Allora, scusi, quindi... la domanda più precisa, io desidero sapere se lei ricorda di avere visto o comunque identificato all'interno dell'edificio, o meglio ancora dell'immobile dove avete eseguito la perquisizione, Galea Eugenio. Lei. La domanda è rivolta a lei, cioè sì, se lei come attività l'ha svolta. Dipende che cosa intende. Per visto l'ho visto, lei l'ho seduto sulla sinistra. Lo ha identificato? Personalmente con i documenti alla mano, io insieme ad altri colleghi abbiamo preso tutte le generalità dei presenti. E allora lei lo ha identificato dopo averlo visto, nel senso che non lo conosceva prima come Galea Eugenio? No, Galea no, l'Ercolano sì, ma il Galea allora, no. Scusi. La conclusione, lei ha potuto identificare e quindi attribuire il cognome e nome alla persona che ha visto soltanto dopo che ha esibito i documenti? Sì. Senta, in quell'operazione unitamente a lei c'era anche il suo collega appuntato o brigadiere Pennisi? Dell'anticrimine, sì. E dell'anticrimine. Avete svolto altre operazioni anticrimine insieme? No. Prestate servizio nello stesso reparto? Il Pennise è il raggruppamento operativo speciale, siamo entrambi nella stessa caserma a Piazza Verga, però in due reparti diversi. Avete avuto quindi modo di incontrarvi e vedervi? Certo. Senta, la circostanza relativa all'ingresso del Galea Eugenio, sì. Lei non ha avuto modo di vederla, lei è stata riferita. Le è stato riferito che il Galea salutò la persona che era all'ingresso? Si commentava, giusto tra i colleghi al termine dell'operazione, che il Galea Eugenio entrando c'era il carabiniere D'Arrigo con la pistola vicino nei pantaloni, a vista lui mi diceva, e lo salutò dandole una manata sulla spalla, ecco, molto amichevolmente, tant'è che dice guarda mi ha scambiato per uomo di squadra questo. Nel momento in cui vide gli altri militari, ecco adesso non ricordo se c'erano in uniforme o comunque ebbe la consapevolezza che eravamo carabinieri, non ricordo se disse qualcosa o comunque si raccontava, giusto che cambiò espressione e comunque diede una giustificazione. Scusi, lei ha riferito di questo suo saluto. Scusi, lei ha riferito proprio in questo momento, nel momento in cui vide che vi erano militari in uniforme. No, ho detto, non ricordo se erano in uniforme. La prego, mi faccia completare la domanda, certo. Poi lei risponderà. Lei ha riferito in questo momento che vi erano dei militari in uniforme e pertanto cambiò l'espressione.
Pertanto, sulla scorta di ciò che lei ha riferito poc'anzi, se vi era un militare uniforme, certamente vi erano altri militari uniformi secondo le regole di istituto. Corrisponde al vero o no? Allora, forse non mi ha sentito. Io ho detto non ricordo se c'erano personale in uniforme. Ho detto che non ricordo se c'era personale in uniforme, o comunque quando il Galea ebbe la consapevolezza che si trovava di fronte ai carabinieri, diede una giustificazione e cambiò espressione. No. Non ho mai detto che c'erano, ecco, che sono sicuro che c'era personale in uniforme. Presidente, sospendiamo per riascoltare la registrazione? Io ricordo la deposizione, mi pare in termini abbastanza precisi, avvocato. Quindi lei può proseguire. Ripeto, questo sempre commentando tra colleghi, non che tutto ciò che oggi lei ha personalmente. riferito lo ha appreso dai suoi colleghi, non l'ha visto direttamente. Lei ha anche detto, pochi minuti fa, lo ha scambiato per un uomo di squadra di attività sportiva o altro. Cosa intende dire? No, certo non carabinieri. Prego? Certo non dei carabinieri. Pur avendo dei carabinieri che vestivano la divisa in quel momento? Avvocato, Già non so se risposto, c'erano avvocato, ha già carabinieri risposto in alla divisa. domanda. Lei la circostanza l'ha presa dal carabiniere Pennisi, dal carabiniere D'Arrigo o da altri ancora? Dal D'Arrigo però eravamo i colleghi che avevano operato. Però il D'Arrigo che l'aveva visto, cioè era stato salutato lui. Non ho altre domande allo Stato. Altri interventi? Allora il pubblico ministero può completare l'esame. Ricorda più o meno l'ora, maresciallo, in cui avvenne la perquisizione? Se non erro tarda mattinata, però ecco, il periodo temporale non lo ricordo. Ce ne abbiamo fatte tante di perquisizioni. L'anno lo ricorda? No. Presidente, se volesse autorizzare il test a consultare gli atti... È la relazione che è il verbale di perquisizione, Presidente. Il verbale di perquisizione, sì. Se è a sua firma può consultarlo Sì. e dirci posso dire la data, sì. 20 ottobre del 92 alle 11:30. Alle? 11:30 negli uffici è stato redatto il verbale. Quindi alle 9:50 del 20 ottobre del 92 siamo partiti per andare sul posto. Finito, Presidente. Può andare, maresciallo, grazie. No, lei non la può fare. Avvocato Arcifa, scusi un momento, maresciallo. Un momento. Certo, si accomodi ancora un momento. Allora, l'avvocato Gulisano sostituisce l'avvocato Napoli. Maresciallo, scusi, quanti carabinieri hanno fatto irruzione nel supermercato? Non ho parlato... Nell'ufficio. È che io ricordo eravamo una decina. Dentro? 3-4 macchine, sì. Dentro e fuori, complessivamente 10. Cioè siamo partiti 3-4 macchine, qualcuno è rimasto sotto all'ingresso e il resto siamo saliti sopra. Ecco, quantitativamente non saprei indicarlo. Cioè, quando sono entrati i carabinieri, quanti erano? Quanti ne sono entrati? Una decina di carabinieri eravamo. Sì. 10, 11, 12. 10, 12. Eravamo più, non è che mi metto a contare. Ho capito.
E si ricorda chi erano i suoi colleghi? Qualcuno sì, altri no. C'è il carabiniere Pennisi, il carabiniere D'Arrigo, c'era il brigadiere Macri, c'era il brigadiere Calvano, c'ero io, c'era il tenente Spirito, il comandante del nucleo, e altri no. Va bene, grazie. Non è una domanda, lei può andare, maresciallo. La signora Pepe Rosa. Pardon, scusi. D'Arriga, scusi. Signora? Scusi, non avevo... Il carabiniere D'Arrigo. Scusami, mi ero distratto completamente. Sì, no, completamente distratto. Si accomodi, si sieda. Per il verbale ci dovrebbe dire nome, cognome, grado e ufficio di appartenenza nel microfono, grazie. Allora, carabiniere Enrico Luigi. In servizio dove? Nucleo operativo Carabinieri, comando provinciale di Catania. La forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Un po' di silenzio in aula, per favore, e il pubblico ministero può procedere. D'Arrigo, lei ha svolto attività investigative relativamente alla società Liga Publicitas? No. È stato mai chiamato per compiere un intervento avente ad oggetto la società Liga Publicitas? Sì, siamo andati a fare una perquisizione o ricerca latitanti, una cosa del genere, non ricordo di preciso, comunque sono intervenuto in quell'occasione. Ricorda com'è che si decise, o comunque se ne ha avuto mai contezza, com'è che si decise di attenzionare, di compiere questa perquisizione all'interno della società? No, questo non lo so perché io fui chiamato all'improvviso e che io faccio tutto un altro tipo di Lei che ordine ha ricevuto esattamente, D'Arrigo? In quell'occasione? Di coprire l'ingresso. Chi glielo diede l'ordine? Il tenente, allora tenente Spirito, ora capitano. E ricorda il luogo dove vi siete recati? La sede della società? Sì, credo che era via... più o meno la zona, se la ricorda? Sì, dove c'è Elco, la strada dove c'è il negozio di Elco. Via Leopardi? No, via Gabriele D'Annunzio. Via D'Annunzio. Via D'Annunzio. Forse è la traversa sopra. Lei... Come vi siete recati sul luogo, D'Arrigo? Come? Come vi siete recati sul luogo? Con le macchine. Lei era a bordo di una macchina civetta o di una macchina con colore di istituto? Macchina civetta. Insieme a lei chi c'era a bordo della macchina? Credo che c'era il capitano Spirito, maresciallo Castiglione, credo, e un altro... Vi erano altre macchine partite unitamente alla vostra per compiere la medesima attività? Sì. Ricorda se vi erano... Comunque credo che non c'erano auto militari, diciamo, quelle con la scritta Carabinieri. Credo che siano arrivate dopo. Allorché siete giunti sui luoghi, il suo incarico preciso qual era? Dunque, noi siamo arrivati, gli altri hanno fatto irruzione, io sono arrivato dopo che loro sono entrati e il capitano Spirito mi disse mettiti all'ingresso insieme ad un altro e non fare entrare nessuno, se viene qualcuno lo identificate. Le mie disposizioni. Lei successivamente a quell'incarico è entrato all'interno della... Sì, sono entrato per chiamare il capitano perché lo cercavano a telefono, cioè alla radio, per dirgli guardi la centrale lo cerca, poi sono ritornato al mio posto. Fra il momento in cui ha ricevuto l'incarico di presidiare l'ingresso della società e il momento in cui poi
ha fatto ingresso lei all'interno della società stessa, è successo qualcosa di particolare o di rilevante? È sopraggiunto sì, è sopraggiunto una persona. Io ero lì in abito civile, avevo una pistola messa qua, è sopraggiunto una persona, credo che poi sia stato identificato per Galea. Cioè lui mi ha visto, io ero messo, non so, posso alzarmi per fare vedere, perché da spiegare un po'. Sì, prego. Però si deve prendere il microfono, lo stacchi, mi ha molletto. Dunque, quello è l'ingresso, questo è l'ingresso, io ero 2 o 3 passi dentro, è sopraggiunta questa persona, io ero con la pistola messa così, mi ha visto, buongiorno, tipo come se mi volesse dare la mano, io mi sono avvicinato, prego carabinieri, quando ha visto che mi sono presentato, ha avuto un attimo di sbandamento, non so, tipo, cioè ha cambiato proprio l'espressione della faccia, dopodiché è intervenuto un altro collega, gli ha chiesto i documenti e il motivo perché era venuto, basta, poi... Lei da Rigo l'ha fermato all'ingresso, allora se può con ordine riferire, è arrivata questa persona, al momento dell'arrivo di questa persona ha detto qualcosa al suo indirizzo, ha compiuto qualcosa al suo indirizzo questa persona? Sì, mi ha detto buongiorno con un leggero sorriso, stava allungando la mano, forse non so, mi voleva salutare, mi voleva stringere la mano, non lo so che voleva fare, cosa volesse intendere. Al che lei cosa ha detto? Ha detto qualcosa? Prego carabinieri. E lui ha avuto questo, cioè ha avuto proprio il volto, ha cambiato proprio espressione. Poi è intervenuto l'altro collega, l'appuntato che era con me, e gli ha chiesto i documenti e Chiedo qual era scusa, il motivo. L'appuntato dov'era nello stesso momento in cui... Sì, no, era un paio di passi dietro di me. Sempre all'interno dell'appartamento? All'ingresso. E la persona che sopraggiungeva poteva notare la presenza dell'appuntato? Eravamo solo noi, io e lui, e poi c'era un altro collega in divisa che si era allontanato momentaneamente, poi subito è tornato. Allontanato dove? Verso l'esterno o verso l'interno? Verso dentro l'ingresso, cioè verso l'appartamento. Davanti l'ingresso della sede della società erano posizionate vetture con su scritta carabinieri? Questo non glielo so dire, dottore, perché io ero sopra, cioè quando siamo arrivati noi eravamo tutte autocivette, poi siamo saliti sopra, dopodiché ho sentito che il capitano diceva fate venire le autoradio, cioè le autoradio noi intendiamo le volanti, quelle con la scritta carabiniere, quindi poi penso che erano sotto, non sono sicuro. Quando ce ne siamo andati comunque erano sotto, quando abbiamo finito c'erano 2 o 3 autoradio, perché io poi me ne sono andato con un autoradio. Però durante l'operazione non lo so se c'erano, perché ero sopra, quindi... Al momento in cui era sopraggiunta la persona poi identificata per Galea, sì. Questa persona nell'accedere, nel momento in cui stava per accedere all'interno dell'appartamento, ha detto qualcosa o si è qualificata, ha chiesto di qualcuno? Opposizione, hai già risposto il testo a questa domanda? Non l'ho recepito, avvocato. 2 volte l'ha detto. Può rispondere alla domanda, si rigetta l'opposizione. Può rispondere? Non ho capito la Può domanda. ripetere la domanda il pubblico ministero. Cioè nel momento in cui stava per entrare, nel momento in cui si è presentata questa persona, lei poc'anzi riferiva di un accenno di saluto o di una mano tipo, protesa al suo indirizzo, ma questa persona ha chiesto di qualcuno, si è qualificata nel momento in cui stava per... No, a me si è presentata? A me personalmente no, gliel'ho dato, cioè l'altro collega, l'appuntato che era con me, gli ha chiesto il documento e gli ha detto sono Galea, non so come si chiama, e ho un appuntamento con l'avvocato Licciardello, il fu avvocato Licciardello. Questo dopo che lei si era qualificato per carabiniere? Sì, dopo.
finito per il 21. Controesame? L'avvocato Calì. Avvocato De Rico, lei per motivi del suo ufficio... Scusi un momento, avvocato Marino, mi scusi, se va via deve nominare un sostituto, mi scusi tanto, mi scusi, siccome stavo badando ad altro non l'avevo recepito, grazie. Allora, avvocato Calì. Prende la parola il collega Catania, poi dopo... Avvocato Catania. Del Rico. Sì. Senta, questa attività che lei ha fatto era coordinata da quale ufficiale? Mi pare che lei l'ha già detto. Se lo può dire. Il tenente, ora capitano, all'epoca tenente Spirito. Il tenente Spirito. Il tenente Spirito su tutta questa vicenda ha redatto una comunicazione di reato a cui lei credo abbia partecipato, cioè lei ha riferito al tenente Spirito, ora capitano, quello che era accaduto. Sì, no, ma subito proprio. Perfetto. Allora io le contesto che le circostanze che lei oggi riferisce non corrispondono al vero, perché nella notizia di reato che esattamente... Aspetti che... non trovo... Nella notizia di reato che porta la data Catania 9 febbraio 1993 è scritto che lei non si presentò come carabiniere, che il Galea è entrato, avrebbe visto personaggi in uniforme. E agli atti io, aspetti che purtroppo ho spostato la pagina, eccola qui. Avvocato, se nel caso può dare lettura dell'esatto contenuto della informativa. Sì, non avevo la pagina davanti, per fortuna sono stato fortunato, appena l'ho aperto l'ho trovato. Allora, è pagina 51, il quale, sopraggiunge il ritardato Eugenio Galea, il quale nell'accedere ai locali della Liga saluta amichevolmente il carabiniere che in abiti civili e palesemente armato blocca l'ingresso scambiandolo evidentemente, fra virgolette, per un uomo di squadra. Queste valutazioni poi le lasceremo, Presidente. Ecco il punto. Una volta trovandosi di fronte a uomini in uniforme, rimane manifestamente stupito e cerca di giustificare in maniera banale, a te questo lasciamolo perdere. Dico, non c'è materia di contestazione. Non c'è materia di contestazione. Scusi, Presidente, allora risentiamo, ci fermiamo. Sono due momenti diversi. No, Presidente, perché qui si dice, lui racconta che sarebbe lui qualificato come carabiniere al Galea e il Galea avrebbe cambiato espressione. Qui si dice che il Galea vede un soggetto armato, lo saluta, passa e la manifestazione di espressione sarebbe solo quando si trova davanti ai carabinieri in uniforme. Ma avvocato, dov'è la contestazione? Come dov'è la Ma dov'è il contrasto? Valuteremo queste difformità. Naturalmente su questo punto il testo è chiamato a esprimersi. Mi scusi, se lei... quando io... Scusi, signor Berrico, se lei ha un cattivo ricordo dell'episodio, o questo ci deve dire, o lo ricorda esattamente e quindi è riferito inesattamente quando lei ha letto la io per quello che mi ricordo sto raccontando la cosa, perché può darsi, come ripeto, prima ho detto c'era anche un collega in divisa, può darsi che il signor Galea abbia visto pure il collega in divisa prima di sentire che io mi sono qualificato. Ma mi scusi, allora un'ultima domanda le faccio, scusi. Quando girate in divisa normalmente, credo che girate anche con macchine di servizio, non credo che girate con macchine di civetta anche in divisa. Non avrebbe molto senso. Se mi vuole rispondere, per favore. Dipende di quello che si va a fare. Se è una cosa urgente e non si trova l'auto con la scritta carabinieri, io faccio salire sulla macchina anche chi è in divisa. Quindi può accadere che può accadere. fate un'azione in cui non dovete dare nell'occhio, però con qualcuno in divisa nella macchina. Non quando non dobbiamo dare nell'occhio, quando c'è una cosa improvvisa. Urgente. Non ho altre domande, tipo come per esempio... Avvocato Calì? Lei ha svolto indagini su Galea Eugenio?
Non sento. Lei ha svolto indagini su Galea Eugenio? No. O ha partecipato comunque? Io ho fatto solo quell'intervento, perché mi occupo di tutt'altra cosa io. Nel momento in cui lei ha visto Galea Eugenio, lei o comunque il suo collega lo conoscevate già? No, io no. Proprio mai. Il cognome Galea era da lei in quel momento conosciuto o meno? No. Da parte Più famoso dopo. Le considerazioni le lasciamo dopo allora. Da parte del collega che era insieme a lei? Non glielo so dire, anche perché era un collega di un altro reparto, di un'altra sezione. Quindi. Sì, quando avete incominciato l'operazione, o meglio, siete partiti per procedere alla perquisizione, quante autovetture civili eravate? Avvocato, questo non glielo so dire. Eravamo più di 4 comunque. Più di 4 sicuro. Più di 4 autovetture. Quanti militari? Lo ricorda all'incirca? No. Quanti militari che vestissero abiti civili? Lo ricorda? Abiti civili? Sì. No. Cioè direi un numero a caso, ma non... Quanti militari che vestivano la divisa, l'uniforme? 2 sicuro perché erano nell'ingresso con me. Erano all'ingresso dove? Dopo. Ero all'ingresso dove, scusi? L'ingresso lì. Poi uno fu chiamato sotto, credo, o sotto o dentro. L'altro è rimasto con me, poi dopo un poco è andato via ed è ritornato subito quando già era forse già era entrato il Galea, oppure era entrato in quel momento quando entrava il Galea. Il militare in uniforme è salito insieme a lei al momento della perquisizione o è salito dopo? Non ricordo. I militari in uniforme quanti minuti arrivarono dopo che siete arrivati voi? Ma questi non sono saliti, quelli che sono arrivati dopo con le autoradio non sono saliti sopra. I militari che sono arrivati dopo con l'autoradio con i colori militari di istituto sono rimasti sotto in via Gabriele D'Annunzio? Credo che o 2 o 1 sì, perché si devono guardare le macchine, quindi per fare salire forse la persona che era rimasta in abito civile sotto che guardava le macchine, perché non è che si possono abbandonare le macchine. Galea quanti minuti o quanto tempo salì dopo che salirono i militari in uniforme? Non ricordo. Scusi, all'incirca? Non ricordo. No, ma chiedo scusa, i militari che furono chiamati dopo in divisa, sono quelli che sono arrivati dopo con le macchine, sono arrivati dopo che fu identificato Galea, Ma lei poco fa... Io intendo le autoradio, la radiomobile che furono... Scusi, Carabinieri Enrico, lei poco fa, durante l'esame del pubblico ministero, ha riferito c'erano già colleghi in divisa che si erano allontanato momentaneamente. C'erano, però non so... c'erano sopra dei colleghi in divisa. Scusi, allora, rifaccio una domanda diversamente. I colleghi in divisa come sono arrivati? Con le macchine. Quelli che c'erano... No, scusi, la prego, risponda alle domande in modo che così cerchiamo di capirci tutti e due. No. I colleghi in divisa, dopo quando arrivarono? Rispetto al vostro arrivo? Rispetto al nostro arrivo sono arrivati alcuni dopo, ma già c'erano colleghi in divisa che sono venuti con noi. Ma lei pochi minuti addietro ha riferito che nel momento in cui è iniziata l'operazione, quindi partendo dalla vostra caserma, eravate in abiti civili con autovetture civili. Adesso sta riferendo a cose diverse. Io le chiedo di conoscere il motivo di tale contrasto. Con noi, l'ho detto prima, sono venuti anche dei carabinieri in divisa, che non c'era il tempo materiale per prendere la macchina con la scritta carabinieri, perché molto spesso succede, l'ho specificato prima. Carabinieri, tutto ciò che lei ha riferito è registrato e quindi sarà oggetto di valutazione. Non ho altre domande, grazie. Sì, avvocato Torina. Signor De Rigo, dove nascondete le macchine? Dove? Quando fate queste irruzioni, le macchine dove vengono nascoste? No, scusi, macchine non si ammette la domanda in questi termini. Nascoste? Scusi, lei non deve rispondere perché non ammetto la domanda. No, scusi, in questi termini ho specificato quando fate operazioni di questo genere. Allora, in quell'occasione le macchine civette, sì,
Dove furono parcheggiate? Può rispondere. Dove? Prego. Non ho sentito. Avvocato, io non sono qui a dire, cioè non posso dirle dove vado a mettere la macchina, perché sennò è finita. No, la domanda, scusi signor De Rico, è se lei ricorda in quella particolare circostanza dove furono parcheggiate le macchine. È diversa allora la cosa. Così. Sotto, penso che le abbiano lasciate sotto, cioè almeno la macchina dove ero io fu lasciata sotto, perché io sono arrivato, apro la porta e scappo sopra. L'ho lasciata lì. Poi gli altri non lo so dove l'hanno lasciata. Grazie. Ma presumo tutti là. Il pubblico ministero c'è l'avvocato Libera, sì. Da quanto tempo è in servizio al nucleo operativo di Catania? Dal 90. Non ricordo era luglio, però non ricordo il giorno. Ha fatto indagini in questo processo per riscontrare dichiarazioni di pentiti? No, io mi occupo di tutt'altra cosa, avvocato. Lo può dire di che cosa? Sì, io faccio i rilievi tecnici, equivalente della scientifica della polizia. Va bene, fa solo questo? Sì, solo questo. Va bene, ma le risulta che i suoi colleghi hanno fatto indagini in questo processo per riscontrare dichiarazioni di pentiti? Questo non lo so. Le risulta o no? No, a me personalmente no. Basta, grazie. Ripeto, pure perché mi occupo di tutt'altra cosa. Il pubblico ministero se vuole completare la sala. Soltanto le precisazioni. L'appartamento, forse l'ha già detto e non lo ricordo io, a che piano si trovava? L'appartamento? Quarto, credo il quarto piano, sì. Lo stabile dava proprio sulla via D'Annunzio, mi pare che ha detto lei? Noi siamo arrivati in via Gabriele D'Annunzio, però dove... Sì, comunque il palazzo è quello dove affacciava, ci sono i portici, credo, tipo portici, l'ingresso è lì. Però l'appartamento, se dava finestre sulla via Gabriele D'Annunzio, non lo so, perché dentro non ci sono entrato io. Cioè ero sopra proprio all'ingresso. Lei durante... Silenzio in aula, per favore. Nel corso della sua deposizione, signor D'Arico, ha detto che poi... Mi sembrava che abbia fatto riferimento al capitano Spirito, che comunque fu dato ordine di chiamare le autoradio. Sì. Per avere più personale in divisa, credo. Quindi poi... le autoradio ha detto? Sì, le autoradio, quelle... Questo ordine, che lei ricordi, fu dato prima o dopo l'arrivo del Galea? Credo che l'abbia dato dopo, però sicuro... Perfetto. Ho finito, Presidente. Scusi, Carabiniere De Rico, durante l'esame del pubblico ministero lei ha riferito che l'ordine di chiamare le autoradio avvenne nel momento in cui si avviò l'operazione. Adesso ha riferito a circostanze diverse. Ancora una volta io noto una difformità, signor Presidente, quindi sottopongo alla sua valutazione la richiesta di sospensione dell'udienza. Chiedo scusa, Presidente, io non ricordo che abbia detto questo. Scusate una cosa, possiamo solo interpellare il testo se ha un ricordo preciso sul punto. Allora, le chiedo adesso di fare uno sforzo di memoria e ricordare se l'ordine fu dato nel momento in cui si avviò l'operazione e voi vi stavate dirigendo per eseguire la perquisizione, ovvero se l'ordine fu dato dopo che addirittura venne il Galea. Non ricordo, avvocato. Non ho domande, grazie. Io, siccome manca il difensore di Santocono, devo fare qualche domanda. Non è quindi se il pubblico ministero consente, cioè non è un riesame, è proprio perché lei ha proceduto ad accertamenti riguardanti Santocono in quell'occasione? No. Non ricorda? Io voglio precisare... Sì. Quindi vediamo se per caso comunque ricorda se Santocono ad esempio era con documenti o senza. No. Non sa niente di tutto questo aspetto. Guardi, posso aggiungere una cosa? Dopo, parlando con i colleghi, che io riferisco fatto al capitano, poi mi disse, va bene, parla con altro personale, mi dissero che sopra c'era Ercolano Aldo, l'avvocato Licciardello, che l'ho visto perché... e altre due o tre persone. Non le dissero che uno di questi ad esempio era senza documenti, che si sono spostati per andare a cercare i documenti? No, questo no. Va bene, grazie. Signor De Rico, lei poco fa parlava della sua... ci sono altri interventi? L'avvocato Napoli, scusi. Le volevo chiedere questo, nell'ufficio in quanti carabinieri siete saliti? No, l'abbiamo fatta all'altro, a questo non è stata rivolta, signor pubblico ministero.
No, non glielo so dire, avvocato. Ma 5, 10, 20, 1? Gli direi un numero a caso, non mi ricordo, non so quante persone eravamo. Un'altra domanda, con che macchina siete andati nell'ufficio? Quella cui guidavo io? Sì. Credo era la Delta. Una Tempra? No, la Delta, Lancia Delta, credo, Lancia non Delta. sono sicuro. Un'altra domanda, la telefonata con la quale si preannunciava in quell'ufficio c'era Santa Paola, chi l'ha ricevuta, lei lo sa? No. Non le è stato detto? No. Cioè io ero al gabinetto, perché io faccio il fotografo, no? Ero al gabinetto fotografico che stavo stampando delle cose, mi hanno chiamato, esci fuori che dobbiamo fare un intervento, ci mancano uomini. Ho chiuso e sono andato con loro, punto e basta. Quindi... Non sapevo nemmeno cosa andavamo a fare, me l'hanno detto dopo che c'era un latinante. Quindi neanche successivamente l'ha saputo? Sì, no, poi successivamente, no, ma chi ha ricevuto la telefonata no. No. Il tenore esatto della telefonata lo conosce? Il tenore della telefonata? No. Grazie. Poco fa le stavo chiedendo, siccome lei ha fatto riferimento alla sua attività prevalente che è di laboratorio, lei prevalentemente svolge i suoi compiti in laboratorio e non anche all'esterno, fa anche riprese fotografiche in occasione Sì, a volte sì. Ma prevalentemente dove si svolge il suo lavoro? Ma, lei si riferisce ai vari appiattamenti? Come? L'appiattamento? No, dico il suo lavoro di istituto, dato che lei collabora con la polizia scientifica. Sì, in ufficio, in ufficio. Noi in caserma a Piazza Virga. All'esterno ci va poco? Sì, molto poco. La sua attività. Sì. Io vengo chiamato solo quando ci sono gli omicidi, per fare i rilievi, gli incidenti stradali mortali, oppure furti o rapine di grande intensità. Normalmente indossa la divisa? Però no. Sono inquadrato nel nucleo operativo che fa servizio in Borghese. Nient'altro, grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare? Grazie. Test successivo? Pepe Rosa. Presidente, chiedo scuse. No, sono qua. Chiedo scusa per la toga, ma non me l'hanno ancora portata. Vuole dare atto che è presente il difensore di Florio Antonino? Sono arrivato presente? Io, lo assisto. Cioè della sua presenza? Sì. E credo che è stato già dato e si è dato la presenza anche per il signor Madonia Giuseppe. La signora si può accomodare. Il quale dovrebbe essere così difeso dall'avvocato Nicolò Amato del Foro di Roma e da me, Francesco Antili del Foro di Catania. Dovrebbe essere giunta nomina in cancelleria. Se lei controlla. Allora, come? Dobbiamo aggiungere... Sì, Presidente, io... Per Madonia Giuseppe? Per Madonia Giuseppe, io e l'avvocato Nicolò Amato, io non sostituisco l'avvocato però Nicolò Amato. Non ho capito, lei non lo sostituisco. Cioè, lei è... Sì, infatti, proprio. Ma non in sostituzione all'avvocato Amato. Va bene. Allora, signora, se ci vuole dare le sue generalità parlando nel microfono, per favore. Nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Allora, Pepe Rosa, nata a Catania il 15 agosto del 68. E risiede a Catania, signora? Sì, abita a Catania. Sì. Guardi, alla sua destra c'è la forma del giuramento. La signora è parente di qualcuno degli imputati? No. Credo di no. Indagata? No. Quindi ha la capacità di testimoniare completa. E legga la forma del giuramento, signora. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signora, che attività svolge? Mi scusi un momento, c'è l'imputato. Lo so.
soprassedere, i programmi li dobbiamo osservare, possiamo richiamare la signora per il controesame se riterrà la necessità, l'avvocatessa Ruggeri, dopo che avrà letto il verbale. Va bene, procediamo. Signora, che attività svolge? Sono odontotecnico. Da quanto tempo? 3 anni. Lei ha lavorato alle dipendenze della Super S? Sì. In che periodo? Diciamo 6 anni fa per 3 anni. Lo collochi meglio nel tempo, così siamo sicuri. Quindi... Che significa 6 anni fa per 3 anni? Forse, non ricordo bene, dall'89, fino all'89. Fino all'89 fino a quanto? Fino al 92. Al momento in cui avvenne l'irruzione dei carabinieri nella Super S, lei svolgeva lavoro alle dipendenze del supermercato? Ero in preavviso. Era in preavviso. Esattamente che tipo di mansioni esercitava all'interno del supermercato? Ero segretaria. Segretaria di chi? Del signor Caponnetto. E il suo ufficio dov'era? La stanzetta accanto. Nella stanzetta accanto a quella dove si trovava, aveva il suo ufficio il Caponnetto? Sì. Ecco. Ci separavano i bagni. Ci separavano i bagni. Ecco, e questi due uffici occupati rispettivamente da lei e dal Caponnetto si affacciavano su un corridoio che giunge alla sala del supermercato oppure erano sistemati da altra parte? Cioè, rispetto alla sala del supermercato, vuole descrivere alla Corte dove si trovavano? Si affacciavano in un corridoio che portavano all'ingresso d'uscita, diciamo, del supermercato, d'uscita però di sicurezza. Ecco. Erano predisposti con la porta che si affacciava a un corridoio e portava alla sala del supermercato. Ecco. E questo lavoro l'ha svolto in continuità o vi sono stati periodi in cui lei è No, sono stata assente, 3 mesi di maternità. Poi sono rientrata, ho fatto 15 giorni, sono andata in ferie per altri 15 giorni e poi sono rientrata a settembre con la presentazione delle dimissioni. Mi scusi, pubblico ministero, avvocato Catania, se ha interesse possiamo anche sospendere l'udienza. No? Ho visto, dico va. E in particolare come segretaria del signor Caponnetto, di che cosa si occupava in particolare? Le chiamate, gli incassi dei supermercati, preparare le borsette d'apertura, nient'altro di particolare. Batteva a macchina lettere commerciali? Sì, però quelle in linee generali. Quelle? In linee generali, letterine così, senza alcun impegno. Lei sa se la stanza del signor Caponnetto o l'ufficio dove si trovava lei era munita di apparecchio fax? Aspetti che non ricordo. Fax? Nel mio ufficio non ce n'era. Nell'ufficio del signor Caponnetto? No, neanche. Signora, è proprio sicura di questo? No, ha ragione, abbiamo sostituito... No, nel mio ufficio sì, c'era il fax perché ricevevo i fax di chiusura degli altri supermercati. Mi sono sbagliata. Lei ricorda in particolare di essersi occupata della battitura di una
lettera commerciale che recava quale mittente la ditta Templum di Maria Ercolano? Non ricordo. Ne battevo tante. Che aveva quale destinataria la ditta Sarc SRL di via Luigi Sturzo? Scusi, non ho capito. La ditta? Sarc SRL di via Luigi Sturzo. La Sarc? Sì. Sì, la Sarc la ricordo, era una ditta con la quale avevamo a che fare. Di questa missiva dell'8 gennaio 1992, sulla quale peraltro lei è stata interrogata dal pubblico ministero il giorno 8 ottobre 1992, non ricorda nulla? No. Lei è interrogata dal pubblico ministero che le mostrava questa lettera. Rispondeva: riconosco perfettamente il contenuto della missiva che mi è stata mostrata, ricordo che il caponnetto scrisse una minuta. Scusi, a quale si riferisce? A quella che le ho indicata. Della Sarc? È una lettera che venne spedita dal fax della Super S, che indicava quale mittente la ditta Templum di Ercolano Maria ed era destinata alla ditta Sarc SRL. Quindi, il momento non ricordo. Ecco, io le contesto che in sede di esame quale persona informata sui fatti in data 8 ottobre 92 lei ha detto: ricordo perfettamente il contenuto della missiva che mi è stata mostrata, ricordo che il caponnetto scrisse una minuta dello stesso contenuto della lettera mostratimi e ricordo poi di aver battuto con una macchina da scrivere elettronica che si trova ora negli uffici di via Scorpillo 17 la predetta lettera, che poi la stessa per incarico del caponnetto, che poi io stessa per incarico del caponnetto ho provveduto a trasmettere via fax. È probabile, dico non ricordo. Perché ma adesso che le ho dato lettura delle dichiarazioni rese l'8 ottobre 92 al pubblico ministero, ricorda questa particolare? Sono stata interrogata, questo lo ricordo, ma non ricordo di aver confermato per la ditta, perché ripeto, la ditta non me la ricordo. Non è la sola lettera che battevo, ne battevo anche altre. Lei conosce la signora Maria Ercolano? No. Signora, io le contesto che in quella sede di verbale, sempre dell'8 ottobre 1992, lei ha dichiarato: la signora Maria Ercolano era una carissima amica del signor Caponnetto, e ciò dico pur non avendola vista mai personalmente, in quanto non l'ho mai vista personalmente, ecco. Non ricordo, cioè non la conosco la signora Maria Ercolano. Ecco, non la conosce, ma ne ha sentito parlare all'interno della Super S? Sì, certo che ne ho sentito parlare. Vogliamo dire, sulla base dei fatti che lei ha potuto constatare durante il periodo in cui svolgeva il ruolo di segretaria, se vi sono stati dei momenti, delle occasioni in cui lei ha potuto cogliere dei collegamenti tra la Super S, il signor Caponnetto e la signora Maria Ercolano? No, guardi, non la conosco personalmente, posso ricordare forse per questioni di cliente, come spesa, tutto qua. Ma non la conosco personalmente. Non la conosce personalmente. Lei ricorda di alcuni dépliant pubblicitari che furono messi in circolazione all'interno della Super S e che consentivano a chi faceva una spesa di almeno 50.000 lire di avere diritto ad un omaggio da parte della profumeria Templum?
Non ho capito, mi potrebbe ripetere la domanda? Le sto chiedendo se ha ricordo di una campagna pubblicitaria organizzata all'interno della Super S, in base alla quale, attraverso dei dépliant pubblicitari che appunto pubblicizzavano la profumeria Templum, si invogliavano i clienti della Super S a fare una spesa di almeno 50.000 lire, il che avrebbe consentito loro di avere un omaggio da parte della ditta Templum. Signora, lei è sotto giuramento. Sì, lo sto cercando di ricordare perché mi comprenda, sono cose accadute 3 anni fa e tra l'altro sono stata assente per diversi periodi. Sto cercando di ricordare. Abbiamo fatto diversi omaggi con questi qua. È probabile che l'abbiamo fatto con l'omaggio di 50.000 lire. Cosa? Ma non posso essere specifica, non ricordo. Comunque, bene, signora, lei ha dichiarato, a domanda, la signora Maria Ercolano era una carissima amica del signor Caponnetto, e ciò dico pur non avendola mai vista personalmente, in quanto il signor Caponnetto si preoccupò di distribuire ai clienti del supermercato dei dépliant pubblicitari, dico meglio, dei buoni omaggio, attraverso i quali i clienti che facevano nel supermercato una spesa di almeno 50.000 lire avevano diritto ad un omaggio da parte della profumeria Templum di cui veniva pubblicizzato il recapito. Ricordo che il Caponnetto era molto preso dall'apertura di questo negozio e mi raccomandò di curare pure i particolari circa la distribuzione dei buoni omaggio che io stesso, su richiesta del Caponnetto, ho provveduto tramite un garzone del supermercato a far ritirare dalla tipografia Signorello Arti Grafiche di Catania. Ricorda? Sì, la tipografia Signorello sì, la ricordo. Cosa ricorda? La tipografia Signorello, ci appoggiavamo. Dico, ricorda questo particolare dei buoni, lei dice? Dei buoni? I buoni omaggio. L'ultima che lei aggiunge. Aspetta. Ricordo che addirittura litigai con il Caponnetto, il quale pretendeva che io stesso provvedessi a inserire i buoni omaggio, circa 20.000, in apposite buste da spedire ad altrettanti clienti elencati in un tabulato da computer. Ma guardi che in quel periodo ero aiutata io da un'altra signorina. Signorina o signora, sono le dichiarazioni che lei ha reso al pubblico ministero l'8 ottobre 1992. Sono a sua firma. Non contesto, possibilmente lo avrò confermato, lo avrò fatto io, non me lo ricordo. Questo litigio con il Caponnetto che pretendeva che lei se ne occupasse materialmente, direttamente, ad inserire i buoni omaggio in circa 20.000 buste da spedire ad altrettanti clienti, lo ricorda oppure no? Sì, e per questo le dico, c'era un aiuto di una signorina, un'altra signorina che aiutava, perché non ricordo bene il fatto, ebbimo un litigio circa un lavoro da inserire in tante mila buste dei buoni, ma non ricordo bene se si trattasse di quelli o meno, perché io per questo timbravo anche migliaia di bollini ed era una cosa scocciante e mi facevo aiutare. Ma infatti poi lei si fece aiutare, lo dice che poi si fece aiutare. Infatti. Nel corso del verbale dice che si fece aiutare da 2 cassieri. Lei non conosce la signora Ercolano, però non solo ha detto al pubblico ministero che la signora Maria Ercolano era una carissima amica del signor Caponnetto, ma ha anche spiegato successivamente da quali fatti lei deduceva che il signor Caponnetto era un amico della signora Ercolano. Ricorda quali fatti lei tenne presente per poter poi dire che il signor Caponnetto era un carissimo amico della signora Ercolano? No. Lei le vale come contestazione. Lei ha detto, ho detto poc'anzi, a domanda risponde, che la Ercolano era una carissima amica del Caponnetto, giacché egli era a completa disposizione di tale persona,
nel senso che mi dava a disposizione, ad esempio, di non passargli telefonate se non quelle che provenivano dalla Ercolano. Ricorda questo particolare? No, non lo ricordo. Lei ricorda se il signor Caponnetto si recava col suo motorino in questa profumeria? Mancava tante volte il dottor Caponnetto col Io motorino. le sto chiedendo una cosa specifica. Ma non mi diceva mai dove andava. Le contesto che lei, a domanda del pubblico ministero, sempre nel verbale dell'8 ottobre 1992, dichiarava che spiegando perché il Caponnetto era amico della signora Ercolano e addirittura si recava spesso con il motorino nella vicina profumeria Templum, dicendomi che qualora avessi avuto bisogno di lui dovevo chiamarlo in profumeria, della cui utenza telefonica mi lasciò il numero. Ricorda? No. Signora, lei non ricorda nulla di queste dichiarazioni? Ripeto, io quando Caponnetto usciva col motorino, tante volte... Signora, qui il particolare è diverso, non è il signor Caponnetto che esce e non le dice dove va, è il signor Caponnetto che va nella profumeria e le dice: se mi dovessero cercare ti do il numero telefonico della profumeria. Quindi il particolare è diverso. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Ma allora queste dichiarazioni che ha reso le conferma oppure non... Le posso anche confermare, ma non lo ricordo. Se le avrò firmate è ovvio che gliel'ho dette io, nell'interrogatorio che mi ha fatto. Lei ricorda il particolare che la titolare della profumeria Templum qualche volta aveva bisogno di moneta spicciola, di moneta metallica e la chiedeva al signor Caponnetto? Ricorda questo particolare? Che la signora personalmente a me chiedeva soldi spiccioli? La signora faceva sapere, evidentemente telefonicamente, che aveva bisogno di moneta metallica. E allora il signor Caponnetto accorreva subito, prendeva il motorino e portava questa moneta metallica. Ricorda questo particolare? Avevo già difficoltà a avere io moneta metallica. Presidente, mi dà la parola per favore prima che il pubblico ministero promuli la prossima domanda. No, io sto formulando la contestazione, avvocato. Non sto sì, allora faccia la contestazione, poi devo proporre una questione. Scusate, non avevo seguito perché mi ero Presidente, il pubblico ministero deve fare la contestazione, se dopo la contestazione mi consente di intervenire sul tema. Io ho chiesto poc'anzi alla signora se ricordava che vi fosse stata richiesta di moneta metallica da parte della titolare della profumeria Templum e che tale richiesta, se tale richiesta fosse stata esaudita dal Caponnetto che subito alla guida del motorino portava questa moneta. La signora non ricorda e io contesto che nel verbale di informazioni rese l'8 ottobre del 1992 al pubblico ministero la signora rispondeva: il Caponnetto era anche a disposizione dell'Ercolano, nel senso che qualora la stessa aveva bisogno di moneta metallica egli si metteva alla guida del motorino e si recava subito a portare la moneta alla Ercolano. Questa è la contestazione, signora. Io ho detto, avevo anch'io difficoltà ad avere moneta metallica. Signora, io le sto Quindi dicendo... non lo ricordo se mandavo della moneta metallica quando io già ne avevo mancanza per le mie casse. Signora, io le sto chiedendo una cosa diversa, se ricorda il particolare. Non lo ricordo, tutto il paragrafo Templum non lo ricordo. Allora, mi scusi, pubblico ministero, avvocato Catania. Presidente, io ho due rilievi da fare sulla testimonianza in corso. Il primo, attiene al nesso pertinenziale, su cui mi limito a rilevare che la signora Ercolano Maria non è soggetto processuale. Tuttavia, per carità, capisco che la pubblica accusa può coltivare sue tesi e sue ipotesi che vuole investigare, infatti, poi valuteremo la rilevanza di queste risultanze. Non è per questo ovviamente però che piglio la parola.
piglio la parola perché la signora Pepe Rosa è stata citata nel testimoniale sulle circostanze relative al verbale di assunzione di informazione resa al PM il 23/9/92. Io sinceramente, infatti, questo verbale di assunzione di testimonianze che il pubblico ministero sta contestando non ce l'ho, non lo conosco. Avvocato, lei non ce l'ha perché non No, non ce l'ho per negligenza mia, se vuole che le dica questo, o forse più specificamente perché mi sono preoccupato di andarmi a controllare il verbale di informazione reso il 23/9, che invece ho. Dico, lei la citazione della Teste l'ha chiesta su questo articolato, verbale di assunzione di informazione resa al PM il 23/9/92, è la vostra lista, è la lista principale del processo a carico di Santa Paola Benedetto più 135. Dico, quindi peraltro vuol dire, se è vero che l'articolato formulato in maniera generica e tuttavia si dice è specifico quando individua l'atto a cui si riferisce, a me sta bene, ma queste circostanze che il pubblico ministero sta contestando non fanno parte dell'articolato dedotto, quindi mi oppongo a che l'esame prosegua su queste circostanze e eccepisco l'inutilizzabilità dello stesso proprio perché condotto su circostanze non dedotte tempestivamente in lista. Presidente, anche la pagina è pagina 11 della lista. Presidente, io faccio rilevare al difensore che le dichiarazioni di Pepe Rosa si trovano nel fascicolo della Super S, dove ovviamente trovano ingresso tutti gli altri verbali di assunzione di informazioni. E non c'è dubbio che da tutti gli articolati di prova che riguardano l'argomento della Super S, dagli stessi si desume quale fosse l'interesse dell'accusa nel momento in cui veniva indicata nella lista la signora Pepe Rosa. Il fatto poi che per un mero errore materiale non sia stato indicato il verbale dell'8 settembre, che è un verbale